Libero, buongiorno. Buongiorno signorina. Ho visto l'articolo, prima pagina, calano fatturato e PIL ma aumentano i gay. Non so se è presente. Ecco. Io non ho capito bene che legame ci sia tra il buco finanziario e il buco, quello che magari è prediletto. Però ho come paura che sia colpa anche mia di questa situazione. Perché dovrebbe? Io sono 3 anni che faccio l'influencer. Tanti in questi 3 anni mi hanno criticato di essere monotematico. La mia paura è che sia andata in fracor come, che abbia sto mega, che tanti abbiano come fatto indigestione, capisce? Vabbè, non penso, guardi, glielo dico, sono altre questioni. Uno si sente, non lo so, obbligato e dopo che passa come la voglia, perché magari io come influencer ho insistito su questo tema, capisce? E vai pur in tanta mona e puoi andare in mona. Vai mona! Vai Mona. Vai mona! Adesso cosa faccio? In Veneto si dice zeppero un tacon che un buso. È peggio una toppa che il buco, qualunque buco sia, in questo caso ovviamente. No, ma davvero non penso sia un problema suo, dovuto a lei, anzi. Sì, ma allora, secondo lei posso continuare con la mia filosofia? Certo. Ah, bene. E allora, carissima, vada in Mona anche lei, insomma, di tutta la redazione. No, dico, visto che, sì, lei mi ha rassicurato che posso continuare, la mando in Mona, lei e tutta la redazione. Sì. Sono più tranquillo, mi crede? Grazie. Niente, si figuri.